Buon pomeriggio amici, 14 giugno 2014, Calcio Parlando, prima puntata che va in onda con i mondiali come parallelo, i mondiali in Brasile. Ecco che è cominciata la rassegna, quella più importante, quella che poi si attende, quella che certamente anima anche le sensazioni di tutti i calciofili. Ecco, in ogni caso il mondiale che ha preso il via questa notte, poi peraltro gioca l'Italia, quindi esordio nella partita contro l'Inghilterra, fischio d'inizio a mezzanotte a Manaus. Cercheremo di approfondire tutti quelli che sono i temi legati sia alla nazionale azzurra di Prandelli, ma anche a quelle che sono le altre squadre, chi è già sceso in campo e chi invece dovrà ancora esordire. Si gioca per la fase a gironi, prima giornata che si sta svolgendo, dunque si va ovviamente con i gironi in ordine alfabetico. Faremo il punto della situazione. È successo già parecchio, perché tra così errori arbitrali piuttosto grossolani in certi casi e risultati roboanti, ieri ovviamente quello dell'Olanda sulla Spagna 5-1, mentre per quanto riguarda la partita di esordio abbiamo visto un clamoroso rigore regalato al Brasile, che ha consentito ai padroni di casa di battere la Croazia 3-1. Poi ecco che si è dipanato in un certo modo questo primissimo scorcio di mondiale 2014. Dunque, come detto, questa notte Italia-Inghilterra in un girone che comprende anche Uruguay e Costa Rica, che invece scenderanno in campo alle ore 21 a Fortaleza. Intanto andiamo a parlare di questo naturalmente con Daniele Amadasi, che è collegato con noi. Ciao Daniele. Ciao Adriano, a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Hai detto bene, oggi è il giorno dell'esordio dell'Italia contro l'Inghilterra. Dopo la perdita di De Sciglio infortunata, c'è apprensione per una distorsione che è andata a colpire la caviglia di Buffon. Italia quindi che scenderà in campo con il classico diciamo nuovo 4-1-4-1, classico soltanto dell'ultima settimana, con De Rossi in versione play bassa, con Candreva e Marchisio che di fatto dovranno tenere in campo un centrocampo che avrà due playmaker come Andrea Pirlo e Verratti, unica punta Balotelli, nella speranza che si ricordi di come magari andare a realizzare una rete. Una giornata particolare che andiamo anche a vivere, Adriano, attraverso un po' le prime pagine dei giornali. Oggi nella nostra consueta rassegna stampa, quindi Calcio RPL, quindi su Facebook e su Twitter, siamo andati anche a mettere, oltre alle prime pagine dei quotidiani nazionali, anche le prime pagine dei quotidiani spagnoli, perché ieri diciamo così che la Spagna ha vissuto una sorta di incubo esordendo, subendo una manita 1-5 contro una strepitosa Olanda. Sì, è un esordio incredibile per quella che è stata la finale del 2010. Si è subito riproposta con i nuovi mondiali nella prima giornata, quindi grandi curiosità per quello che sarebbe potuto succedere. Ecco che si è un po' capovolto il mondo. La Spagna in vantaggio per 1-0 su calcio di rigore, poi la furia olandese, di fatto una Spagna che si è sciolta. Andremo a vedere poi nel dettaglio quello che è accaduto, ad analizzare anche e soprattutto perché c'è una Spagna che è un po' attesa al varco, ha vinto tutto negli ultimi anni tra europei e ovviamente gli ultimi mondiali, quelli del 2010 in Sudafrica, però certamente una debacle del genere non era preventivabile. Tra l'altro non è che il girone della Spagna e dell'Olanda sia particolarmente accomodante, perché c'è un Cile che si pone come squadra emergente, al pari magari del Belgio, ma lo vedremo dopo. Cile tra l'altro questa notte ha battuto l'Australia 3-1, quindi già 3 punti in più della stessa Spagna che verrà incontrata il giorno 18 a Rio de Janeiro, quindi già uno scontro da dentro o fuori per la squadra del Bosque. Detto questo, una rivincita che si è consumata nel migliore dei modi, anche se poi diciamo una rivincita di rivincita con gli interessi non si può parlare, perché quella era una finale e quindi più di così ecco che la Spagna non poteva ottenere. Questa sconfitta, benché pesantissima, è rimediabile se vogliamo, però ecco il gol sbagliato viene in mente da Robben nella finale dei mondiali
del 2010. Ecco che ieri invece Robben ha fatto assolutamente il diavolo a 4 nella goleada, nel 5-1 da parte dell'Olanda sulla Spagna. Sì, assolutamente. Mondiali che sono iniziati a livello, hai detto giustamente prima, a livello alfabetico, giro ne abbiamo avuto la vittoria prima del Brasile con un incredibile aiuto arbitrale da parte dell'arbitro Nishimura, che speriamo a questo punto possa tornare a casa e non andare più a dirigere delle gare, perché si è a dir poco inventato un rigore che ha consentito poi al Brasile di superare la Croazia. Poi abbiamo vissuto la vittoria del Messico di misura, un Messico che addirittura prima di realizzare una rete valida ne aveva fatte altre due, di cui una c'era e gli mancava anche un rigore. Poi ieri la vittoria del Cile nella nottata 3-1 e poi soprattutto questa incredibile scoppola, la manita subita dalla Spagna contro l'Olanda, andando a vedere anche i vari giornali, Adriano. AS stamattina a un certo punto aveva proprio messo in prima pagina sinistro totale, quindi disastro totale, poi si parlava proprio della generazione gloriosa da sintomo di agottamento, con Del Bosque che a un certo punto dice proprio la derrota è conseguenza della debilità di todo l'equipo, non di uno, per cui vuol dire che evidentemente tutta la Spagna che non ha girato. Addirittura Sport è andata a mettere un titolo ridicolo, para impesar, cioè si inizia proprio direttamente su questa situazione incredibile. Poi anche il titolo, direi che è andato a mettere marca, colorato tutto in nero, manco fosse, diciamo così, a lutto il giornale spagnolo arreglate esto, cioè praticamente andate un po' a fermare questo. Poi però, oltre che la vittoria del Cile, diciamo così che lo stesso giornale spagnolo dice dos finalas para demostrar el talento y fútbol que nos iremos campeones, cioè e creemos, quindi diciamo così andare poi a riproporre, a ricordare che la Spagna risulta comunque campione d'Europa in carica e campione del mondo in carica, quindi avrà 2 gare finali per poter credere di passare il turno. E devo dire che i mondiali sono iniziati veramente con il botto, soprattutto per un'Olanda che ieri ha dimostrato un incredibile gioco, soprattutto anche a livello atletico, una forza incredibile da parte di Van Persie e Robben. Abbiamo visto soprattutto come in velocità, Adriano, gli Orange hanno dato veramente metri e metri di corsa agli spagnoli che giustamente hai ricordato, erano andati in vantaggio e poi hanno subito un'incredibile cinquina. Sì, poi in questo caso il parallelo si spreca, c'è una Spagna simil Barcellona, se vogliamo, anche un declino. Poi è chiaro, la Spagna non può vincere sempre, ha stravinto negli ultimi anni, e quindi in lungo e in largo può, dopo tutti questi fasti, ecco, aver certamente qualcosa da accusare sotto molti aspetti. Ieri si parlava di Robben, ovviamente le celebrazioni di questo giocatore, si faceva un parallelo ancora appunto tra la Spagna e magari l'ultimo Barcellona, quello che è uscito nei quarti di finale della Champions League dall'Atletico. Però a me viene in mente un'altra partita, quella di 2 anni fa, semifinale di Champions, in cui lo stesso Robben di fatto stende il Barcellona. Sì, o diciamo così, per rimanere anche in tema spagnolo, a livello di contraltare, io ieri invece vedendo la gara, Adriano, mi è venuta in mente l'ultima recente sfida di Champions League fra Real Madrid e il Bayern Monaco, dove il Bayern Monaco di fatto è crollato alla distanza contro il Real Madrid, un Bayern Monaco che nell'ultimo anno aveva fatto un tripletto, una formazione che a livello atletico veramente aveva dimostrato tantissimo e si è sciolta al sole contro il Real Madrid. E ieri ho visto un po' la Spagna fare lo stesso discorso, come il Bayern Monaco era crollato in casa, soprattutto anche contro il Real Madrid, e ieri la Spagna è crollata. Era una Spagna che aveva iniziato bene, per 20 minuti aveva controllato la gara, poi invece ha perso completamente il centrocampo e soprattutto in velocità. Abbiamo visto dei contropiedi come non riuscivano a tenere proprio il passo. La quarta rete di Robben è proprio stato un esempio incredibile di come il giocatore sia riuscito ad andare via in velocità e a mettere a suo quadro una difesa in cui Casillas ieri ha vissuto una serata veramente da incubo per un portiere che quest'anno, diciamo così, aveva giocato soltanto la Champions League, soltanto tra virgolette, perché poi è andato a vincere la cosiddetta 10ª in casa Real Madrid.
Però è un dato abbastanza particolare, soprattutto direi che la Spagna è crollata dal punto di vista atletico, e va detto che il girone è assolutamente semplice perché il Cile è una squadra che gioca un gran bel calcio, l'ha dimostrato anche stanotte, la gara si è disputata alle ore 3 italiana, quindi magari in pochi l'avranno vista, però il Cile è una squadra che può sorprendere, e vedremo adesso le prossime 2 gare che dovrà fare la Spagna. Dovrà portare a casa 6 punti, perché pareggiando col Cile di fatto la Spagna risulterebbe già fuori, e sarebbe veramente una sorpresa incredibile per questi mondiali, che sulla carta partivano con 2 grossi favoriti, il Brasile perché è in casa e perché, l'abbiamo visto, subirà tantissimi aiuti arbitrali, ha già avuto l'anno scorso il Confederation Cup che contava poco o nulla, figuriamoci quest'anno quanti aiuti potrà avere, considerando che gioca in casa le edizioni mondiali, e la Spagna che di fatto era la regina assoluta, e soprattutto a livello anche di calcio europeo ha dimostrato quest'anno con 3 formazioni, posizionate su 4 nelle 2 finali di Coppe Europee, e 2 portate a casa, una del Real Madrid e una poi anche dal Siviglia, cioè l'Europa League. Tra un attimo spostiamo il discorso anche sull'Italia, che ricordiamo debutta poi a mezzanotte contro l'Inghilterra. C'è da dire che in relazione all'ultimo mondiale, invece quello del 2010, l'Italia è riuscita nell'impresa di abbandonare il girone da campione del mondo. Ecco, la Spagna rischia di fare lo stesso, anche se in un raggruppamento molto più complicato di quanto avesse l'Italia nel 2010, che si scontrò con Paraguay, Nuova Zelanda e Slovacchia. Ecco, Italia che addirittura quell'anno poteva qualificarsi con 3 punti, 3 pareggi, sarebbe stato clamoroso anche quello, e invece poi pur arrivando, se vogliamo, a 1 centimetro dalla qualificazione, riuscì a farsi buttare fuori. La Spagna adesso sulla carta ha un compito molto più arduo, ecco, essersi presentati con questo biglietto da visita al mondiale non è certo delle migliori, ecco, in ogni caso contro un'Olanda che invece a questo punto ribaltiamo anche un po' il discorso, può sempre proporsi come outsider, anche se magari quest'anno meno che altre volte veniva indicata come formazione in grado di arrivare in fondo. È un'Olanda che è partita, ieri è partita forte, però era arrivata in sordino, soprattutto senza un giocatore che aveva fatto benissimo, Strootman, che avevamo conosciuto, che per infortunio è saltato. È una Spagna che di fatto fra 4 giorni avrà già il destino del proprio mondiale, perché affronta il Cile, e ribadisco, in caso di mancata vittoria contro il Cile potremmo veramente rivivere quello che è stato che è accaduto in Sudafrica, quando l'Italia come campione del mondo in carica non riuscì neanche a passare la fase a gironi. Vedremo che gara sarà, ma secondo me non è tanto preoccupante il discorso della mancanza di gioco o meno in parte della Spagna, ma è stata proprio la conduzione a livello atletico. Ieri la Spagna è letteralmente crollata, e questo è un dato pesante, perché lo sappiamo che le formazioni europee vanno a pagare un dato, soprattutto quando vanno a giocare i mondiali a fine stagione. C'è anche un cambio di clima, perché siamo passati comunque da un'estate a un inverno in Brasile, anche se in Brasile è un inverno particolare, perché è un inverno con 28 gradi, con umidità al 70-80%, certo che in estate poi in quelle zone si arriva anche ai 40 gradi, però è un inverno molto particolare, e soprattutto la Spagna ieri ha avuto un calo atletico pesantissimo. Poi c'è stata anche la scelta abbastanza strana di Del Bosque di non portare comunque una vera punta oltre a Diego Costa, quindi lasciare a casa un Llorente che magari poteva aiutare la Spagna a guadagnare spazio quando magari c'è meno gamba, per cui la cosiddetta magari meno palla lunga e pedalare, però la palla lunga e avere qualcuno che poi riesce ad aiutare, diciamo così, i propri compagni a salire. Questo è un errore, e ci auguriamo che non vada magari a pagare troppo dazio la Spagna. Certo è che, ribadiamo, la stravittoria di ieri, che è un termine poco giornalistico, che però fa capire un po' come è finita la gara fra Olanda e Spagna a favore degli Orange, porta in questo caso di sicuro l'11 di Van Gaal a essere fra le possibili outsider di un mondiale, ricordando che Van Gaal sa, diciamo così, di fare l'ultimo mondiale, perché poi dovrà andare ad allenare il Manchester United, per cui di sicuro è un gruppo che l'abbiamo visto, Adriano, avere molta gamba, molta corsa, oltre che logicamente un talento incredibile, con Van Persie che quest'anno di fatto ha tenuto da solo
l'Arsenal è un Robben che da anni che sta dimostrando veramente di valere tantissimo. I numeri per intervenire in diretta con noi 0266203529 per le chiamate, mentre gli sms invece li riceviamo al 346 6427 756. Dunque Italia-Inghilterra questa notte si comincia a cavallo tra sabato e domenica, perché appunto la partita comincia a mezzanotte. Italia che non incontrava l'Inghilterra da parecchio in gara ufficiale, adesso 2 volte negli ultimi 2 tornei importanti, cioè appunto il campionato europeo del 2012, quarti di finale, fu 1-0 con vittoria meritata peraltro dell'Italia ai calci di rigore, e questa volta si replica dunque subito con la squadra di Oxon, e vedremo quali insidie potrà portare a un'Italia che in ogni caso, questo dicono le quote dei bookmakers, arriva comunque da leggermente favorita, arriva poi con questo dubbio portieri già nelle ore antecedenti la partita, perché Buffon non sta bene, è già scattato l'allarme, c'è anche un piccolo problema che Prandelli deve fronteggiare, cioè certamente quello legato a Sirigu, e quindi non è escluso che possa addirittura giocare Perin in porta nell'Italia questa sera contro l'Inghilterra. L'altro non ballottaggio, perché a questo punto sembra essere sciolto, ma in attacco c'è un dualismo Immobile-Balotelli, addirittura si dice che se Balotelli questa sera dovesse steccare, la strada sarebbe spianata per il giocatore a questo punto ormai del Borussia Dortmund, appunto Ciro Immobile. Sì, è un'Italia che va ancora decifrata, perché giustamente hai ricordato bene te, De Sciglio non potrà giocare la prima gara e speriamo che possa essere in campo sulla seconda, per cui dovrà essere sostituito. Si sono pensate varie soluzioni, quella magari di Paletta al centro con lo spostamento di Chiellini a sinistra. Nelle ultime ore invece ha preso a corpo la possibilità che sia Ignazio Abate ad andare a sostituire proprio De Sciglio, per cui in questo caso Barzagli e Chiellini rimarrebbero al centro della difesa, Darmian giocherebbe a destra, De Rossi ricordiamo play basso, Pirlo e Verratti in regia, poi Marchisio e Candreva sugli esterni, e punto offensivo a Balotelli, e speriamo che Balotelli abbia voglia di giocare a calcio, non sia andato in Brasile soltanto a fare il solito gossip, le foto sulle spiagge che ha fatto, chiedere alla fidanzata se vorrà essere in futuro la signora Balotelli e fare altre cose. La speranza è che se Balotelli, diciamo così, alla fine del primo tempo, un primo tempo in cui magari abbia combinato poco, possa essere sostituito e che Immobile possa magari a rifare qualche cosa che in casa Italia avevano fatto nel mondiale dell'82 un certo Rossi e magari Italia 90 Schillaci, cioè giocatori che erano partiti magari non come titolari ma poi hanno fatto un ottimo mondiale. Bisognerà vedere che tipo di gara sarà, soprattutto partendo dagli 11. Potrebbe esserci questo incredibile esordio magari di Perin assoluto che potrebbe, diciamo, esordire proprio fra i pali della porta italiana. Italia che affronta l'Inghilterra, giustamente hai ricordato bene te l'ultimo scontro diretto europeo 2012 che ha portato bene agli azzurri. A livello mondiale invece c'è soltanto un precedente, quello Italia 90, una finale terzo e quarto posto a Bari vinto dall'Italia. Negli ultimi 2 mondiali, lo ricordiamo, l'Italia è uscita nella fase gironi, mentre l'Inghilterra, se ricordo bene, è riuscita proprio agli ottavi perdendo in maniera pesante 4-1, 5-1 contro la Germania, per cui sono 2 formazioni che quest'anno si affrontano, è una gara particolare, un po' come quella di ieri sera fra Spagna e Olanda, cioè le 2 formazioni probabilmente importanti che non si affrontano nell'ultima giornata ma nella prima, per cui partire col piede giusto è importante, partire col piede sbagliato potrebbe essere pericolosissimo, perché in questo girone c'è un Uruguay che verosimilmente potrebbe magari anche per assurdo essere la squadra proprio più forte delle 3, quindi fra Italia e Inghilterra e poi logicamente contando l'Uruguay stesso. Ricorrenti però i calci di rigore, perché abbiamo parlato di questo ultimo precedente tra Italia e Inghilterra, europeo del 2012, quarti di finale, ma ci riferiamo anche alla finale per il terzo e quarto posto della scorsa Confederation Cup, soltanto un anno fa, quando il 2-2
di Italia-Uruguay, doppietta di Cavani peraltro per quanto riguarda la squadra sudamericana, gol di Astori e Diamanti nell'Italia, poi portarono alla vittoria nei calci di rigore da parte della nazionale di Cesare Prandelli. Sono cambiate anche molto gli interpreti, diciamo, anche in relazione a quello che è la spedizione azzurra, che si appresta a esordire nella partita di questa notte contro l'Inghilterra di Oxon, e dunque vedremo come si presenterà un'Italia che, ricordiamo, non vince una partita mondiale dalla semifinale del 2006 contro la Germania, perché ovviamente la finale di Berlino è considerata partita terminata 1-1 di fatto, poi nonostante la vittoria dell'Italia ai calci di rigore. Dunque deve tornare a vincere l'Italia, che è guidata, ricordiamo, da Prandelli, proprio a partire da quella fallimentare spedizione mondiale del 2010 in Sudafrica, e da lì, insomma, nelle grandi manifestazioni, l'unica per la verità ha fatto, diciamo, il proprio dovere, arrivando alla finale di Vienna del campionato europeo del 2012, persa appunto poi contro la Spagna. Gare di oggi alle 18 si gioca Colombia-Grecia, alle 3 di questa notte invece, sempre per il gruppo 5, appunto fanno parte Colombia e Grecia, c'è il Giappone di Zaccheroni ad affrontare la Costa d'Avorio, mentre la gara che può interessare l'Italia sicuramente quella dell'Uruguay che affronta il Costa Rica, si comincia alle ore 21, quindi Italia che scenderà in campo un'ora dopo il fischio finale della partita dell'Uruguay, sapendo appunto già il risultato dell'altra partita del proprio girone. Vedremo se potrà sconvolgere o meno certo tipo di equilibrio. Italia che poi la seconda partita dovrà giocarla, quella in cui è di fatto condannata a vincere contro il Costa Rica il giorno 20, venerdì prossimo alle ore 18, stessa ora per martedì 24, quando ci sarà invece Italia-Uruguay. Daniele, prima di congedarti, ecco una parentesi legata anche al calciomercato, perché torniamo un attimo in Italia con quello che sicuramente si comincia a dire in merito alle voci e ai trasferimenti. Ne diamo due. Una sull'Inter, che sembra essersi avvicinata a Osvaldo, questo per quanto riguarda il proprio reparto offensivo, e poi sempre per l'attacco. Questa mattina è arrivata una notizia dalla Turchia secondo cui la Juve sarebbe pronta a mettere sotto contratto Drogba per 2 stagioni con un contratto di 4 milioni e mezzo, la firma dopo il mondiale, così almeno quanto trapela dalla Turchia. Drogba, che ricordiamo l'ultimo anno ha giocato con la maglia di quel Galatasaray fatale alla Juve in Champions. Ma partiamo dalla seconda, è una notizia che era già uscita tempo fa, ma di sicuro la Juventus non andrà, diciamo così, a investire 4,5 milioni di euro per Drogba. Cioè, se Drogba si accorderà con la Juventus lo farà per cifre più basse, perché la formazione bianconera non è assolutamente intenzionata a dare quella cifra, pur essendo un acquisto a parametro zero. Giusto per intenderci, la Juventus non fa come a livello di mercato si comporta il Milan, che magari va a pigliare Menez, lì da 4 milioni di euro, poi si scopre di avere un caro prezzi a livelli di giocatori, soprattutto di monte ingaggi. Per quello che riguarda il discorso Inter-Osvaldo, è vero, si è parlato molto, soprattutto perché Osvaldo non è stato riconfermato alla Juventus, perché la Juventus non andrà ad acquistarlo alla cifra pattuita di 18 milioni di euro. Osvaldo potrebbe ritornare in prestito ai bianconeri, che però, diciamo così, potrebbero rigirare l'intenzione di non prendere Osvaldo ma farlo andare all'Inter, perché si sono pesantemente riaperte, ma l'avevamo già detto a gennaio che non si erano chiuse le possibilità che Guarin l'anno prossimo possa indossare la maglia della Juventus, e che lo stesso Ranocchia, che non andrà a firmare il nuovo contrattuale con l'Inter, si sposti da Milano a Torino, perché Ranocchia fra un anno gli scadrà il contratto e probabilmente ha già il preaccordo con la Juventus, e l'Inter quantomeno vorrà guadagnare 5 milioni di euro, per cui ci sono, direi, una serie di mosse di mercato proprio sull'asse Milano-Torino, e addirittura a livello di attaccanti la stessa Inter avrebbe, questo è un po' anche il gossip che è arrivato nelle ultime 24 ore, chiesto alla Juventus eventualmente informazioni su Manolo Gabbiadini, che i bianconeri erano in copartecipazione con la Sampdoria. Questo nel caso
saltarsi di De Osvaldo. Invece a livello di affari fatti possiamo annunciare che il Torino ieri ha ufficializzato Cristian Molinaro, quindi l'ex difensore di Parma, Juventus e Stoccarda, 31 anni a parametro zero, l'anno prossimo andrà a giocare per il Torino che, e questo potrebbe essere un'anticipazione, in settimana potrebbe chiudere l'acquisto di Pavoletti, il giocatore che di fatto ha portato alla riconferma del Varese in Serie B al posto del Novara. Sì, perché ieri si è giocato, lo ricordiamo, questo play-out di ritorno, doppietta di Pavoletti come già nel primo round a Novara, quando il Varese ha vinto 2-0, questa volta 2-2, doppietta di Gonzales dall'altra parte, inutile però per il Novara, e dunque Varese è rimasto in Serie A e dopo 4 anni piemontesi tornati in Lega Pro. Ne parleremo ovviamente, così come poi c'è anche da commentare, anzi lo facciamo rapidamente ancora con Daniele prima di salutarti, perché c'è stato un cambio di proprietà alla Sampdoria, arrivato 2 giorni fa, di fatto una specie di effetto domino dopo il Cagliari di questi giorni, ecco. Sì, è un passaggio di proprietà improvviso, perché mentre Cagliari, l'abbiamo detto, si è parlato soprattutto magari anche di quell'offerta che è stato un po' lo specchietto delle allodole da parte di questa cordata americana, perché il Cagliari di colpo si è scoperto che invece che valere 85 milioni di euro è stato valutato 45, è stato ceduto. La famiglia Garrone ha deciso di uscire dal mondo del calcio, per cui c'è questo imprenditore cinematografico Ferrero che entra nel mondo del calcio, e quindi negli ultimi 6 mesi, diciamo, 3 società della massima serie hanno cambiato proprietà, prima l'Inter, poi il Cagliari e adesso la Sampdoria. E soprattutto sono usciti due famiglie che avevano il mondo, diciamo così, della benzina, del mondo petroliere, perché la famiglia Moratti e la famiglia Garrone, evidentemente perché anche questo settore è entrato in crisi. Da notare invece che per contro dopo De Laurentiis c'è un altro produttore cinematografico, magari con film diversi, soprattutto genere di film assolutamente diverso anche per l'età, diciamo così, del pubblico che potrebbe essere visionato a guardare queste immagini. È entrato un nuovo produttore, un produttore romano, Ferrero, che ha preso in mano la Sampdoria, quindi cerchiamo di capire che cosa succederà e soprattutto se la guida tecnica rimarrà, ma penso di sì, quella di Mihajlovic, e vedremo un po' quindi la Sampdoria come ripartirà, e questo direi fa parte un po' del discorso della crisi del calcio, che probabilmente chi magari da tanti anni ha deciso di lasciare per il fatto di non avere magari più interesse a investire, c'ha pochi tornaconti, per cui cede la società, e direi che è stata una cessione velocissima, perché abbiamo scoperto che Garrone sta vedendo la Sampdoria e poi nel giro di 12 ore avevamo saputo che l'aveva già ceduto. È cambiato intanto l'orario, ricordiamo, della nostra messa in onda del lunedì, perché non saremo con voi dalle 21 alle 22, ma dalle 13:15 alle 14. Questo è il cambiamento che abbiamo già comunicato per quel che riguarda l'estate, quindi fino a settembre. Per cui, Daniele, ci ritroviamo lunedì pomeriggio più o meno alla stessa ora di oggi, cambia solo di un quarto d'ora, slitta in avanti di un quarto d'ora l'orario di inizio della nostra trasmissione del lunedì, di inizio settimana per quel che riguarda quest'estate, e commenteremo ovviamente il mondiale. Andremo avanti perché insomma più si va, più si prosegue, più si arricchisce di contenuti anche quello che può essere detto su un mondiale in cui appunto avrà già esordito la nazionale azzurra. Sì, lunedì diciamo così, iniziamo il nostro nuovo orario estivo, quindi dalle 21 ci spostiamo alle 13:15 e potremo raccontare un po', direi a freddo, quanto avrà combinato l'Italia contro l'Inghilterra, quindi potremo anche andare a analizzare poi il resto delle gare mondiali, per cui giustamente hai ricordato bene Adriano, poi lo faremo attraverso il nostro sito ucacioparlando.com, anche poi attraverso i nostri network, quindi anche profili sia di Facebook che di Twitter, che il programma estivo del lunedì cambia, dalle 21 passiamo a livello di orario alle 13:15. Dunque grazie a Daniele Amadasi, ritroveremo alle ore 13:15 di lunedì col nostro nuovo orario, sempre qui con Calcio Parlando. Saremo invece adesso in vostra compagnia ancora fino alle ore 14. Intanto andiamo con la rassegna stampa, i quotidiani
quest'oggi. Italia senza paura, a mezzanotte il debutto con l'Inghilterra di Oxon, non vinciamo al mondiale dalla finale di Berlino. Poi in realtà è anche spiegato all'interno che l'ultima vittoria ufficiale è quella con la Germania in semifinale, perché Italia-Francia fu pareggio. Prandelli dice sensazioni ottime, time out si decide oggi. Poi ancora il protagonista Balotelli ora deve riconquistare la fiducia del CT. Poi la città, Manaus, cantieri, AFA, umido e quel campo. E poi ancora l'altra squadra del girone, o meglio l'altra partita, l'Uruguay scopre le formiche e la Costa Rica, quindi questo piccolo fastidio avvertito dalla squadra di Tavares. Che rivincita, leggiamo a destra, la manita dell'Olanda, travolta la Spagna, rigore di Xabi Alonso, poi si scatenano Van Persie e Robben, campione del mondo, che dunque sono puniti 5-1 con 25 centri. In nazionale Robben ha superato Van Basten. Poi il caso Neymar già un re, ma gli arbitri sono sotto accusa. Poi ancora Argentina gol, punti da paura, segno 112 volte. Il mercato con Milan sui turbe, ma c'è la Juve, quindi sembra questa espressa richiesta di Inzaghi. Galliani ha avuto l'autorizzazione per investire sull'argentino, i bianconeri in pressing per Morata, ma il Wolfsburg offre 30. Inter Osvaldo, prima prestito, poi 11 milioni. Chiudiamo con la Serie B, salvezza Varese, Novara in 2 anni dalla A alla Lega Pro. Prima di proseguire con gli altri due quotidiani sportivi di oggi, andiamo però a salutare, insomma, la nostra vecchia conoscenza, diciamo così, però poi ci parla del mondiale, delle sue sfaccettature e anche di una nazionale in particolare, insomma, parecchio vicina alla nostra, poi geograficamente parecchio vicino all'Italia. Intanto buon pomeriggio a Stefano Sala. Ciao Stefano. Buon pomeriggio a te Adriano, buon pomeriggio a tutti i tuoi radioascoltatori e grazie per l'invito. E dunque, insomma, ti conoscevano qui su queste frequenze per l'hockey, soprattutto tu ti occupavi di hockey in particolare, poi adesso ricordiamo a Teleticino hai una trasmissione dedicata ai mondiali in questo periodo fuori gioco, con cui insomma fai il tuo approfondimento sui mondiali. La nazionale della Svizzera, ovviamente, essendo su una TV, su un'emittente svizzera, di cui tra poco parliamo, ricordando che giocherà domani nella partita contro l'Ecuador alle 18, in un girone che comprende anche Francia e Honduras. Di certo non è tra le ultime arrivate come nazionale quella elvetica. No, però è chiamata alla prova di maturità. La Svizzera, per non deludere, deve arrivare almeno ai quarti di finale. Ci sono state molte critiche perché è stato vinto in modo piuttosto facile il giro di qualificazione, il girone E, dove la Svizzera ha trovato delle difficoltà, se così si possono chiamare, solo con l'Irlanda. Era un girone piuttosto semplice, è stata accusata di questo la Svizzera, però la Svizzera è cresciuta tantissimo negli ultimi anni, grazie anche a giocatori che giocano nel campionato italiano o hanno giocato nel campionato italiano. Se noi andiamo a prendere la formazione titolare che Svizzera dovrebbe schierare domani, troviamo almeno 4 giocatori che hanno giocato o giocano nella nazionale italiana. Se poi allunghiamo anche la panchina, il numero ovviamente sale. La Svizzera è chiamata a una prima partita contro l'Ecuador dove deve fare gioco, ed è questa la difficoltà principale degli uomini di Itzel. Qui si parla molto, come in ogni paese, della formazione titolare. Già ci sono degli scambi di opinione, a partire dal portiere, giocare con Benaglio, giocare con Sommer. Itzel si fida di Benaglio, nonostante arrivi da un infortunio, però lui gioca nel campionato tedesco, a differenza di Sommer, che ha giocato principalmente nell'ultima stagione nel Basilea, nonostante il Basilea sia una squadra a livello europeo che tu Adriano conosci benissimo, che vedi che arriva sempre piuttosto avanti in Europa League, però tra una squadra come il Basilea e un campionato come la Bundesliga per Benaglio le differenze ci sono. Al centro della difesa c'è un dubbio
tra Scher, Von Bergen, oppure fare giocare un altro difensore centrale al posto di Von Bergen, perché ha conoscenza di Cesena, Genoa e Palermo, se non ricordo male. Ecco, principalmente ci sono questi due punti di domanda in difesa. In attacco il solo Drmic come unica punta nel 4-2-3-1, però forse giocare con 2 punte in una partita che devi condurre tu, forse sarebbe meglio, ecco, ma Hitzfeld è un sergente di ferro e certamente non cambierà idea a 24 ore dall'esordio al mondiale. Si sprecano i nomi che insomma ci dicono molto, legati alla nazionale svizzera, ci dicono molto perché giocano nel nostro campionato. Partiamo da Gökhan Hiller, il capitano della Svizzera, poi ovviamente Berami che da Napoli dovrebbe essere addirittura adesso in procinto di passare all'Inter, lo stesso Lichtsteiner, campione d'Italia con la Juve, Zemaili, Ziegler, ecco, nomi che ricorrono spesso e volentieri, anche protagonisti, ecco, poi del nostro campionato a disposizione del CT Hitzfeld. Sì, molti. Hiller, diciamo, è un po' il giocatore faro di questa nazionale, anche il capitano e il leader, è lui che dovrà domani prendere per mano la squadra. Steiner lo conosciamo tutti, grande esperienza nella Juventus, giocatore completo, giocatore che sa fare la differenza nel suo ruolo. Berami, sperando sia recuperato dall'infortunio, soprattutto che abbia la testa libera dai problemi di mercato, anche se credo che lui sia partito sapendo già dove giocherà la prossima stagione, se giocherà nell'Inter oppure nel Napoli. Berami l'ho sentito pochi giorni fa e mi diceva che per lui è diverso questo mondiale, un mondiale più maturo, mentre nelle 2 precedenti occasioni è arrivato abbastanza agitato proprio per l'impegno. Adesso lui è consapevole delle sue capacità e di quelle della squadra, è molto più concentrato e molto più freddo, e questo credo sia uno dei segnali più importanti per una nazionale, che non sbaglierei a dire che è la Svizzera più forte di tutti i tempi. Sì, anche perché poi certamente si è rodata sotto molti aspetti, è una nazionale che poi sta un po' sposando il discorso di continuità. A proposito di storia, diciamo, ecco che quello degli ottavi di finale sarebbe un obiettivo, diciamo così, alla portata, perché con Honduras e Ecuador nel girone la Svizzera ha molte probabilità di arrivare comunque seconda, dietro alla Francia, che ovviamente favorita per vincere il gruppo E. Ecco, la Svizzera nelle previsioni, diciamo, dovrebbe poi trovarsi negli ottavi di finale l'Argentina, che a questo punto sembra candidata a vincere invece il gruppo F, quindi ci buttiamo già un attimo in là. Argentina-Svizzera come probabile ottavo di finale. La Svizzera ha raggiunto i quarti di finale, traguardo più prestigioso nell'ultima volta nel 1954, quando ha ospitato il mondiale. Torniamo ovviamente alla notte dei tempi, però ecco, ottavo di finale, definirlo alla portata come qualificazione, ovviamente come raggiungimento per la Svizzera, ci può stare in questo momento, Stefano? Ma l'ottavo di finale è di dovere, lo dice anche la federazione, che praticamente non ha messo i tanti discussi premi per i giocatori, no? In Italia si discute anche che prendano troppi soldi. In Svizzera il premio per il raggiungimento degli ottavi di finale è piuttosto basso. Questo innanzitutto perché non siamo in un periodo economicamente florido e quindi sarebbe anche, diciamo così, una mancanza di rispetto, e poi anche perché tu vieni premiato sul tuo lavoro quando ottieni dei risultati eccezionali, non quando fai il tuo semplice dovere per cui hai già uno stipendio. Di conseguenza arrivare agli ottavi di finale è quello che loro devono fare, prenderebbero un premio di riconoscimento ma piuttosto esiguo. I premi iniziano a salire economicamente nel momento in cui la Svizzera arriverà ai quarti di finale. Questo è stato stabilito sia da Giron, il presidente della federazione, che Hiller e Benaglio, che sono andati a discutere. Questo, ripeto, mi sembra
sembra un messaggio molto importante in un periodo di crisi. Poi non voglio sentenziare o andare su altri discorsi sociopolitici, però ecco, tornando allo sport, anche da questo capiamo che la Svizzera deve arrivare ai quarti di finale. Per farlo, hai detto tu una cosa giusta, arrivare ai secondi vorrebbe dire verosimilmente trovare l'Argentina che ha l'attacco più forte di questo mondiale, a mio parere, insieme anche all'Uruguay. La Svizzera deve vincere il suo girone, deve arrivare davanti alla Francia per cercare di avere un accoppiamento migliore agli ottavi di finale, poi questo non si può mai sapere. Tra l'altro c'è una curiosità, perché ci stava sfuggendo, la Svizzera incontra di nuovo l'Honduras nella fase a gironi, era successo anche nel 2010, qualcosa di più unico che raro, cioè trovare la stessa avversaria in un mondiale nella fase a gironi che avevi già trovato nelle edizioni precedenti. Questa è abbastanza particolare come curiosità, per rifarci a quanto è successo 4 anni fa. Ricordiamo che la Svizzera ha anche battuto la Spagna nella partita d'esordio, quindi peculiarità anche per la squadra iberica, ieri massacrata dall'Olanda. Però ecco, un esordio negativo l'aveva avuto anche in Sudafrica, pur vincendo poi il mondiale. Era stata battuta proprio dalla Svizzera 1-0 con gol di Fernandes. Esattamente, hai detto proprio giustamente che la Svizzera batte la Spagna all'esordio, quindi la Spagna non si deve preoccupare, anche se la sconfitta di ieri, hai visto benissimo anche tu, lascia aperti molti dubbi sui campioni uscenti. Sì, è curioso che si incontri ancora l'Honduras. L'Honduras fa un po' paura per questo, non tanto per il gioco. L'Honduras è una formazione che non ha mai vinto una partita nella fase finale dei mondiali. E per la legge dei grandi numeri prima o poi una la dovrà vincere, quindi fa un po' paura sotto questo punto di vista, quello un po' scaramantico. Però torno a ripetere, la Svizzera non deve temere queste squadre, perché per dimostrare di essere, diciamo così, non tra le grandi, ma di essersi avvicinata molto alle grandi, deve vincere questo torneo, questo gruppo E, scusa, non questo torneo, questo gruppo E. Poi tra l'altro si giocherà questa partita Honduras-Svizzera a Manaus, dove invece questa notte gioca l'Italia. Allora, 2 parole anche sulla nazionale di Cesare Prandelli, con te, Stefano. Italia che alle prese con alcuni dubbi certamente legati alla formazione in difesa. Poi abbiamo visto oggi anche il probabile stop di Gigi Buffon, che vedremo se sarà reale o meno nelle ore che ci separano dal fischio d'inizio di Italia-Inghilterra. C'è un'Italia che anche per il girone che deve affrontare non arriva benissimo, se vogliamo, a questo mondiale, però capiremo se potremo essere smentiti o meno già dalla partita di oggi contro l'Inghilterra. Sì, un'Italia che parte come tutte le volte, può uscire al primo turno, può arrivare in finale e vincere. È un'Italia tutta da decifrare. Prandelli, secondo me, ha messo giù una formazione dove alcuni giocatori sono fuori ruolo, un po' perché lui è convinto e darà sempre spazio a De Rossi in quella posizione davanti alla difesa, che costringe altri giocatori a cambiare di ruolo. Vedi anche Verratti, Pirlo, questa accoppiata che è un po' strana, Marchisio che non giocherà nel suo ruolo, e rischiamo davvero di farlo giocare, di farlo correre troppo. Dall'altra parte anche la difesa, tolto Chiellini al centro, che è una sicurezza, anche gli altri giocatori non mi sembrano il meglio che potesse offrire in questo momento. Se aggiungiamo, come hai detto tu, che Buffon in forse, Sirigu bisogna vedere se è recuperato dall'infortunio o no, Perin abbiamo visto purtroppo contro il Fluminense quale grave errore abbia commesso, insomma credo che l'Italia abbia di che preoccuparsi. Stasera deve cercare più che altro di fare risultato per avere credibilità in se stessa.
Buffon ha fatto fisioterapia questa notte nella speranza di poter recuperare un po' una maledizione di portieri. Nel 98 l'infortunio di Peruzzi, nel 2000 lo stesso Buffon era l'europeo che costrinse poi l'allora CT Zoffa a ricorrere a Francesco Toldo, mentre nel 98 giocò Pagliuca in porta. Quindi per quanto riguarda l'estremo difensore, l'Italia non gode di una tradizione favorevole, dopo che, ricordiamo, nell'avvicinamento a questo mondiale gli azzurri hanno dovuto rinunciare a Riccardo Montolivo. Andiamo con qualche novità dell'ultima ora a proposito di defezioni, ma pensando all'altra gara del girone, Uruguay-Costa Rica, non ci sarà tra i sudamericani Luis Suarez, che non è al meglio, quindi si è deciso da parte del CT Tabarez di non rischiarlo per questa partita d'esordio contro la nazionale, diciamo sulla carta meno problematica del gruppo di appunto il Costa Rica. Per quel che riguarda invece la Croazia, battuta dal Brasile nell'esordio, potrebbe esserci invece uno stop prolungato per Modric, il centrocampista del Real Madrid, nelle prossime 2 partite. Quindi questa è anche una notizia che diamo in vista della ripresa poi della fase a gironi. Stefano, prima di salutarti, la tua favorita per questo mondiale, alla luce anche di quanto abbiamo visto? Olanda che può proporsi nuovamente, si è presentata nel migliore dei modi. Brasile un po' più a fatica, però insomma il fatto di giocare in casa può certamente elevarlo ancora di più. La Svizzera, perché sennò non lavoro più. No, diciamo che non vedo una favorita, anche se il Brasile, pur giocando male, lasciando perdere rigore sì, rigore no, però il Brasile è certamente la favorita numero 1. Non mi dispiace l'Uruguay, tu hai detto una cosa giusta prima, Suarez fuori, perché non è ancora al meglio, a Cavani in attacco. Se Cavani dovesse segnare contro il Costa Rica, come è probabile, e poi ripetersi contro l'Italia, perché Cavani l'Italia segna di sicuro, sarà difficile poi per Tavares trovare una soluzione, un modulo che li faccia giocare entrambi, ma che possa coprirsi dietro. L'Uruguay, se trova questa soluzione, può essere pericolosa. Ricordiamo un'altra cosa, probabilmente l'avevi già detto anche tu, mai una squadra europea ha vinto un mondiale in Sud America. Motivo ci sarà per questo, quindi è piuttosto difficile questo. Diciamo il terzetto delle squadre che possono vincere il mondiale sono Brasile, Argentina e Uruguay. L'Olanda di ieri però è stata devastante. Dobbiamo capire nelle prossime partite se per merito dell'Olanda o per demerito della Spagna. Certo, c'è anche la cabala sicuramente di cui tenere conto, questa tradizione avversa alle nazionali europee nel momento in cui si scende sul terreno sudamericano, con tutte le difficoltà del caso, perché poi abbiamo visto anche un'Italia che deve combattere con l'AFA, con il clima, l'Italia, ma ovviamente come tante altre nazionali poco abituate a clima di questo tipo. Ulteriori chiavi di lettura per decifrare il mondiale che è appena cominciato. Abbiamo parlato dunque anche di una nazionale, la Svizzera, che è un po' lì nella terra di mezzo, così come anche il Belgio, sempre per rimanere sul tema europeo. Belgio che secondo molti potrà fare strada, nazionale di Mertens, tra l'altro giocatore del Napoli, che si dovrà vedere con la Russia, di Capello con l'Algeria, con la Corea del Sud nel gruppo H, quindi anche questo è sicuramente un ulteriore contenuto per il mondiale. Intanto Stefano, ti ringraziamo per essere stato con noi, allora alla prossima. A questo punto buon lavoro, buon mondiale anche a te. Buon mondiale anche a voi, e mi restituirete la visita, verrete anche voi da me, fuori gioco mondiali quasi tutte le sere, diciamo così, una sera sì, una sera no, alle 23. Non faccio alta pubblicità anche perché in Italia il canale non è visibile, quindi ti ringrazio comunque per la partecipazione, mi restituirete la visita. Certo, ci ascolteranno anche dalla Svizzera, quindi probabilmente un modo anche per sottolineare
la tua esperienza televisiva su Teleticino. Grazie a Stefano ancora Sala. a voi, un abbraccio a tutta la redazione. Ciao. Grazie a Stefano, naturalmente a presto. Andiamo con una notizia legata al Milan di pochi minuti fa, ufficiale. Jeremy Menez ha firmato con i rossoneri fino al 30 giugno 2017, quindi 3 anni di contratto per il trequartista francese ex Roma. Menez che dunque arriva di fatto insieme ad Alex, parametro 0, a 27 anni, classe 87, mentre Alex è del 82, andrà a rinforzare lui invece la difesa milanista, quindi si muove, come abbiamo già visto nei giorni precedenti, qualcosa nelle trattative anche repentine intavolate dalla società rossonera. Continuiamo la rassegna stampa con il Corriere dello Sport. Italia, scritto con 3L, punto esclamativo, a mezzanotte via ai nostri mondiali, c'è l'Inghilterra. Italia scritto con 3A, non con 3L ovviamente, nel titolo del Corriere dello Sport. Grande sfida a Manaus con le minacce di caldo e campo. Tutte le attese sono per Balotelli. Prandelli invece dice: siamo pronti per vincere. Ogson punta su Rooney alle 21, l'Uruguay invece gioca con la Costa Rica. Mancini, nessuna paura, batterli è possibile, questo dice l'ex allenatore di Inter, Lazio, Manchester City. Spagna umiliata, Cile sì, l'Olanda travolge i campioni 5-1, Vidal gioca, Sanchez gol, Australia KO. Barbara Berlusconi ordina Milan, voglio la Champions. Pioli ci crede, fidati Lazio, si può volare, lui è il neo allenatore della squadra capitolina. E poi ancora Napoli, Pandev è la chiave per Gonalon, quindi riferimenti al mercato che invece spariscono da Tutto Sport, almeno riguardo il titolo principale, titolo di impatto per il quotidiano torinese. Nessun dorma, a mezzanotte nell'inferno di Manaus l'attesissimo debutto mondiale dell'Italia contro l'Inghilterra. Prandelli, lotteremo su ogni palla. Buffon dice farebbero bene a temerci. E poi ancora disastro Casillas, Van Persie e Robben, che gioielli, disastro Casillas, Olanda show, Spagna asfaltata, nel commento alla partita di ieri terminata 5-1 in favore degli Orange. Il mercato, qui invece per quanto riguarda la Juve, Morata dice: la Juve o rompo con il Real. I bianconeri formalizzano l'offerta per Sanchez, 20 milioni, e stringono con l'Inter per Guarin e Ranocchia. Ancora mercato, Toro Molinaro, già fatti i test, gran colpo per l'Europa. Botta Granata, voglio andare a giocare con Ventura. Poi ancora c'è il Monaco per Balotelli, Inter assalto, Real a Kovacic. Ancora Ferrero Show, nuovo inno, con me Sampdoria da scudetto, quindi anche il richiamo al fatto che la Sampdoria ha cambiato proprietà, lo abbiamo visto anche prima. Ricordiamo ancora che ieri si è giocata invece per quanto riguarda il campionato di Serie B, play-out di ritorno, Varese-Novara è terminata sul 2-2 dopo che i Lombardi avevano messo via un punteggio piuttosto rassicurante all'andata a Novara grazie alla doppietta di Pavoletti. L'attaccante livornese si è ripetuto anche ieri, altri 2 gol inframmezzati dalla doppietta di Gonzales, che non è servita a niente per il Novara se non a ribaltare momentaneamente la situazione. Abbiamo visto 3 gol in 6 minuti. Varese rimane in Serie B, il Novara retrocede dopo 4 anni in Lega Pro. Domani invece c'è la finale playoff, gara di andata a Cesena, primo round, stadio Manuzzi, ore 20:30, Cesena Latina si replica a campi invertiti. Poi mercoledì sera sul terreno dei laziali, da designare l'ultima squadra che arriverà in Serie A, raggiungendo dalla Serie B ovviamente Palermo ed Empoli. Vedremo se sarà la prima volta per il Latina o invece ci sarà il ritorno in Serie A del Cesena. Ne parleremo anche lunedì, quando saremo di nuovo in onda con voi dalle 13:15, per cui nel nostro orario estivo che cambia
e va così a variare la propria collocazione. Ore 13:15 di lunedì Calcio Parlando, alle 13 del sabato invece rimane l'altro nostro appuntamento per quanto riguarda l'estate. Rimanete con noi, rimanete sulle frequenze di Radio Padania. Intanto grazie al nostro regista Giulio Carnelli, a tutti voi per l'attenzione, naturalmente buon proseguimento sulle nostre frequenze. Avete ascoltato Calcio Parlando. Amici padani, ascoltate cosa può succedere a chi non ha installato Su e Giù. Ciao Luisa, ma cosa ti è successo? Ma lascia sta, per togliere le tende e lavarle sono caduta dalla scala? Ma come? Usi ancora la scala per lavare le tende? Ma non sai che esiste un